Siamo arrivati al 30 gennaio, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A, poi chiaramente con questo calendario asimmetrico che cambia automaticamente la logica dell'andata, quindi ci sono state delle partite che in qualche modo hanno creato già delle grandissime sorprese, perché poi appunto spariglia un po' le carte in campo, no? Sul tavolo. Ci ritroviamo quindi con dei verdetti in questa fase iniziale, con un campionato, un girone di ritorno che deve essere ancora quasi tutto giocato, e con un Napoli, una squadra che veramente sta dettando legge. Anche ieri magari non è stata una partita perfetta in tutti i sensi, ma comunque quando vai a vincere a 4 minuti dalla fine vuol dire che fino all'ultimo tu stai sul pezzo e sei sul pezzo. Quindi vediamo un attimo quindi che calcio che fa. Ricordo sempre che è collegata alla pagina primariamente di Silver Music Radio, lo facciamo appunto in streaming da 2 stagioni per la questione prima Covid e poi per una questione anche di facilità e di comodità, ma ritorneremo in radio ovviamente. I nostri canali social, che sono appunto quelli con le pagine collegate in diretta, che sono quelli appunto di Facebook, YouTube, Twitch e Instagram per quanto riguarda la comunicazione, e poi il nostro ambito di beneficenza con Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-em.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per EMA. L'ospite di oggi non è un caso, l'ho voluto fortemente perché in questo periodo ovviamente c'è da parlare tanto da un punto di vista, chiamiamolo così, legale, finanziario, c'è insomma qualcosa che è un po' extra calcistico, quando poi in realtà comunque possiamo parlare ovviamente di situazioni di campo. Quindi ho un grandissimo piacere di ritrovarlo a distanza circa di un anno come ospite, l'avvocato Angelo Cascella. Buonasera a tutti e grazie per avermi contattato. Ciao Angelo, grazie. Sembra un po' ad hoc, no? La puntata, la sentivamo un po' nell'ombra. Oggi sono uscite le motivazioni della sentenza sulla Juve, no? Quindi c'è stata molta polemica, nel senso che non abbiamo mai un punto di riferimento ben preciso quando vengono fuori situazioni di questo tipo, tant'è vero che l'opinione pubblica, quando ha sentito che c'era il capitolo delle plusvalenze, ha detto però come si fa ogni volta a parlare di plusvalenza? C'è sempre una squadra che offre, l'altra che comunque accetta. Come mai la Juve troppo e le altre niente? Insomma, tutte queste domande sembrano che in qualche modo siano state fugate dalle 36 pagine, non so quante pagine, di motivazioni della sentenza. Al di là del fatto che dobbiamo ancora un po' leggere tutto, quindi approfondire il discorso, qual è il tuo pensiero riguardo a questo? Cioè, la motivazione principale è veramente l'intercettazione copiosa che è stata fatta e la raccolta dei dati contro la Juventus. Sì, di fatto purtroppo quando si parla di sport, di diritto sportivo, a mio avviso, lo sport porta nel calcio, almeno in Italia, a una suddivisione quasi di stampo religioso. Ci sono i tifosi che diventano fedeli e in base al tifo prendono delle posizioni senza esaminare in maniera corretta e dettagliata quelle che sono le posizioni. A ciò poi si aggiunga anche la malafede da parte di qualcuno, la superficialità da parte di altri, nel fatto che comunque si tratta di una materia ingarbugliata che anche per gli esperti si presta a volte a delle interpretazioni. Ma comunque tanti di quelli che hanno parlato sicuramente non si sono lette nella quasi totalità le 14.000 pagine inviate dalla Procura di Torino alla Procura Sportiva, che sono state poi posti alla base della riapertura cosiddetta del processo, sulla base di fatti nuovi che ovviamente il precedente giudicato della FIGC non poteva avere, in quanto erano stati coperti erano secretati documenti e acquisizioni. Quindi è ovvio che allora, quando noi parliamo di un confronto fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria,
parliamo di due mondi diversi che possono portare a delle conclusioni diverse proprio perché comunque le violazioni sono differenti. Ciò non di meno non possiamo non evidenziare il fatto che comunque si trattava di fatti nuovi che sono stati inviati appunto da Torino e non facevano parte della documentazione esaminata. Quindi sulla luce di questo aspetto la Corte federale ha 10 giorni fa riaperto il caso e contestualmente ritenuto di applicare questa sanzione. Un problema iniziale era legato anche alla differenza fra quanto richiesto dalla Procura, che solitamente viene o ridotto o al massimo applicato nel contesto. E invece in questo caso è stata maggiorata. Il carico è stato giustificato proprio dalla necessità di sanzionare in maniera proporzionata a quella che era la violazione, che è stata ritenuta, ed è un aspetto molto importante, grave, ripetuta e prolungata. Quindi non si è trattato di un singolo spot, di una singola violazione a spot, bensì di più volte è stato affermato dalla Corte un sistema Juventus che sarebbe stato creato dalla Juventus attraverso una ripetuta serie di violazioni delle normative federali. Sì, e poi tra parentesi è una violazione reiterata, quindi sistematica, quindi non è appunto casuale, che uno dice vabbè, allora a parte perché non si può neanche dire casuale, ma è proprio essendo sistematica, atta, perché loro dicono atta ad alterare enormemente il verdetto sportivo. La competizione sportiva. La competizione sportiva, quindi questo discorso loro tengono a precisare che essere passati da 9 punti a 15 punti e che in questo modo, in qualche modo, riescono diciamo a riequilibrare le sorti dei punti che possono essere stati portati a favore, diciamo è una specie di indennizzo. Poi dopo ci sarà comunque il passaggio dalla giustizia sportiva alla giustizia ordinaria, come successe anche nel periodo di Calciopoli, no? Prima ci fu l'indagine, no? Con i verdetti e poi dopo passò alla giustizia ordinaria, giusto? Beh, allora, intanto il primo passo è sicuramente, come già stato preannunciato dalla società da Juventus, ci sarà questo obbligo di impugnare entro 10 giorni al collegio di garanzia del CONI questa motivazione, questa sentenza, questa decisione, perché poi le sentenze sono quelle che fa la magistratura ordinaria. L'esame da parte del collegio di garanzia dovrà vertere sugli aspetti, un po' come la Corte di Cassazione, sulla legittimità. Non è un organo che deve entrare nel merito e dire 15 sono troppi, ne diamo 9 piuttosto che 2 o 3. Dovrà verificare se siano state rispettate dalla Corte federale quelle che sono le norme di diritto, diciamo gli elementi essenziali sono questi, e dopodiché qualora dovesse ritenere di confermarlo, allora esprimerà in tal senso, oppure rimanderà all'organo ove dovesse accogliere l'impugnazione, rimanderà all'organo che ha già emanato questo giudizio per le opportune variazioni. Poi diverso è l'ambito civilistico, perché poi ove volesse a sua volta impugnare la decisione della Corte, del CONI, del Collegio di Garanzia del CONI, dovrebbe a sua volta farlo al TAR Lazio, per quanto concerne l'aspetto del risarcitorio eventualmente. Poi nel contempo non dimentichiamo che ci sono altre questioni. La questione chiaramente, essendo la Juventus una società quotata in borsa, ci sono degli altri processi penali in ballo, inizieranno credo a marzo, così come ci sarà un'altra questione sportiva riguardante le mensilità ridotte e quelle anche che sono le ulteriori plusvalenze che potrebbero coinvolgere altre società.
Sì, questi sono gli altri filoni, no? Quindi dell'inchiesta che è stata portata avanti, e quindi diciamo che è uno scenario veramente pesante per ciò che riguarda la Juventus, quindi non so, se ne esce, può uscirne con le ossa rotte totalmente, oppure presumi che si possono allungare dei tempi su alcune cose, vabbè, si prende i 15 punti, poi sulle altre cose ci potrebbero essere della sorta di patteggiamenti. A me sembra che stiano venendo fuori varie situazioni. Non ho letto, però, per esempio, Alberto Bustaggi scrive: vogliamo parlare della fattura corretta penna per falsificarla. Io adesso questo non l'ho letto, sinceramente è una cosa di oggi, credo, però ho letto che c'erano state, diciamo, delle falsificazioni di fatture, quindi comincia a essere veramente tutto un po' problematico, anche perché poi queste sono cose che prima o poi vengono fuori, no? Cioè una società che è già nel mirino automaticamente deve fare molta attenzione. Perché la Juventus, per esempio, da Calciopoli fino adesso non ha cercato di sciacquare un po' questa immagine, togliersi quell'immagine precedente, e invece sembra che ricaschi sempre su determinate logiche, che poi alla fine sono anche un po' il sale dei discorsi dei tifosi avversari, no? Dice, beh, tanto è la Juventus che fa quelle cose lì. Io credo che questo sia una cosa molto importante, no? Quello di farsi vedere virtuosi, invece sembra che ricaschi spesso su questa situazione. Torniamo al discorso di prima. La faziosità dei tifosi porta spesso a non vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti. Anche lo scorso anno, un anno e mezzo fa, c'è stata la questione Suarez, scusatemi, dalla quale ne è uscita pulita la Juventus, in quanto è stata scaricata la colpevolezza sugli insegnanti. Sì. A me sembra francamente strano che degli insegnanti abbiano tutto questo interesse a mandare, concordare con il Suarez i testi delle domande per consentirgli di superare l'esame. Però alla fine è stata così individuata. Non posso dire perché, sicuramente nel DNA c'è la famosa frase della Juventus: vincere è l'unica cosa che conta. Lo sport, questa è valida, però questa è valida come affermazione, no? Quindi, sì, però lo sport però c'è anche frutto di una serie di aspetti che riguardano la competizione, la regolarità della competizione, quella che è l'obiettivo, il raggiungimento di un risultato. C'è tutto, però è chiaro che ci deve essere anche un'etica. Io non voglio dire che la Juve sia una società che non sia etica e gli altri lo siano. Sicuramente errori ne sono stati compiuti da ogni squadra, come abbiamo visto. Abbiamo fatto delle pubblicazioni in passato proprio per evidenziare dallo scandalo dei Rolex d'oro, piuttosto che Passaportopoli, piuttosto che sono 20 anni che si parla di plusvalenze con società che si scambiavano giocatori inesistenti, giocatori figli del custode del campo, piuttosto che ragazzi di 13-14 anni che dopo pochi mesi hanno smesso di giocare. Anche la vicenda del Napoli con l'acquisto di Osimhen e la relativa ipervalutazione, secondo me, potrebbe sfociare in un problema di tipo sportivo e non solo. Quindi ci potrebbe esserci un filone anche all'interno del campionato, potrebbe in qualche modo incrinare, avere il Napoli dei punti di penalizzazione? Beh, è ancora presto per dirlo, però leggendo sicuramente delle dichiarazioni dei ragazzi coinvolti nello scambio, dei punti non chiari per quanto riguarda la valutazione delle plusvalenze ci sono, però di fatto cosa succede? Che comunque il principio della difficoltà, dell'impossibilità a determinare quando si tratti di il valore esatto di un giocatore è comunque stato ribadito in più occasioni.
Quindi o si trova la cosiddetta pistola fumante, quindi che evidentemente in questo caso è stata riscontrata nella copiosa documentazione esistente, ivi compreso il famoso libro nero di Paratici, e nelle intercettazioni operate fra i dirigenti della Juventus, che riconoscevano, addirittura c'è un punto che parla di consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società, cioè questa piena consapevolezza di questo modus operandi artificioso. Questa è proprio una confessione in toto che viene fatta, quindi c'è poco da girarci attorno, cioè non sono state parole buttate così a caso, quindi è quella la cosa che incastra la Juventus. Esattamente, il materiale probatorio acquisito, che è stato valutato in tutto insieme, rappresentando un unicum che dà un quadro da parte della società come un cosiddetto sistema Juventus. Insomma, quindi non è una cosa fantastica, ecco, anche perché poi sembra quasi che il nostro campionato sia sempre quello dei brutti, sporchi e cattivi, sempre così. Poi queste cose tendenzialmente, ne abbiamo parlato anche prima, magari non in una forma così smaccata, sono già successe nel passato. Le squadre hanno sempre una percentuale di regolarità relativa, ecco, quindi insomma lo sappiamo, ecco, un po' il calcio sfugge alle regole vere e proprie, no? Quindi c'è un mio amico che ha ipotizzato una cosa. Io non conosco benissimo il settore dell'ambiente dell'automobilismo, però per esempio la Red Bull è stata sanzionata, credo, per una questione di natura fiscale all'interno, quindi perché esiste una specie di percentuale un ambito in cui oltre quello se sfori vieni penalizzato. Per quale motivo non si possa mettere, non si riesca a mettere, diciamo, una regola ben precisa, no? In base magari, non so, al proprio fatturato? È logico che non puoi farlo con una cifra ben precisa, ma lo fai in una forma, diciamo, di range in base al proprio fatturato. La Juve fattura tanto, l'Empoli fattura poco, quindi però, per dire, oltre il 20% di plusvalenza non potete andare. Per quale motivo non viene fatto? Non si pensa mai a una regola inizialmente e dopo magari la si va a correggere, a inserire? Ma perché obiettivamente sotto certi aspetti il valore di un calciatore è come quello di un bene prezioso, no? Io posso essere un collezionista di francobolli oppure di auto d'epoca, e quindi ritenere che magari quel bene per me io gli do un valore che non è detto che sia il valore oggettivo, e quindi questo fa sì che sia veramente difficile inquadrare e quindi poter diciamo, dare un valore certo e oggettivo a un bene. Certo che l'uso che se n'è fatto è diventato eccezionale in Italia. La Juve ha avuto una percentuale molto importante sul fatturato altissimo delle plusvalenze, che le fanno anche all'estero, ma in misura inferiore. E quindi io ho sempre detto che questa sentenza potrebbe rappresentare uno tsunami per il calcio italiano, che invece a sua volta con il primo giudicato che aveva prosciolto le 11 squadre, in un certo senso aveva dato loro più uno strumento per un maggiore utilizzo in maniera ancora più scriteriata delle plusvalenze. Ora io sono sicuro che sarà molto difficile e molto più raro, ma non impossibile chiaramente, l'utilizzo delle plusvalenze, perché ovviamente le società avranno più paura nel dare queste ipervalutazioni, anche perché poi cioè di fatto il fatto che due società si mettano d'accordo per ognuna dare un valore più alto al giocatore diventa come un cappio al collo, è come affidarsi a un usuraio, perché poi in realtà l'importo che tu tiri fuori allora lo vai subito a dedurre, mentre invece il costo, cioè hai una differenziazione fra le entrate e le uscite, per cui ciò che
facendo i conti della serva sarebbe zero fra le entrate e le uscite, in realtà consente alla società di avere un bilancio attivo, però in realtà è un cappio che si mette al collo, per cui costringe gli anni successivi le società a dover fare ulteriori correzioni per avere delle valutazioni che le consentano nel bilancio di stare in quota attiva. Senti, facciamo l'ultima considerazione e poi passiamo al calcio più giocato. Il discorso legato, diciamo, della Juve di questi ultimi anni, no? Perché la Juve viene da 9 scudetti, poi vabbè, ha cercato di darsi una linea più, cioè, migliore di gioco con Sarri e l'arrivo di CR7 che era arrivato l'ultimo anno di Allegri. Probabilmente gli anni di CR7 più il Covid è venuto fuori che a quel punto lì sono andati terribilmente verso il gioco delle plusvalenze in una maniera troppo copiosa. Probabilmente è un discorso del genere, però mi sembra una forzatura, perché era anche abbastanza evidente che ci sarebbero state, diciamo, delle conseguenze, perché anche l'Inter, anche il Milan, la Lazio, la Roma hanno avuto grosse difficoltà, no? Pagamenti degli stipendi in ritardo, e quindi comunque si può anche chiudere probabilmente anche un occhio, no? In un momento storico come è stato quello del Covid. La Juve però aveva CR7, allora lì sembra quasi un po' un discorso un po' presuntuoso, ecco, un po' forte da parte della Juve, al di là del Covid. Sì, perché poi ridurre soltanto al Covid, al problema Covid, mi sembrerebbe ingeneroso e non veritiero. Sicuramente il Covid ha aggravato, perché le società di fatto hanno avuto quasi una decina di mesi di campionato fra la fine della stagione 19-20 e l'inizio della 20-21, nella quale o non hanno avuto spettatori o hanno avuto circa un 10-20%. Quindi di fatto sicuramente è un danno che hanno ricevuto, ma nell'ambito di un bilancio di una società il ricavato dalle vendite dei biglietti è l'ultima delle voci importanti, quindi non è essenziale, sono essenziali i diritti televisivi. Sicuramente ci sono state, vedi anche per l'Inter, un venir meno anche di alcune sponsorizzazioni, però di fatto il primo problema è stato rappresentato dalle scelte sbagliate. Pensiamo che la Juventus ha dovuto prima, quindi credo al novembre-dicembre del 2019, fare un aumento di capitale di circa 300 milioni. Sì. E poi dopo il Covid, a fine 2021, mi pare che ha dovuto aumentarne di altri 400 milioni. Quindi questo è stato prima del Covid e poi anche dopo il Covid. Quindi parliamo di 700 milioni, ma quindi è chiaro che l'averne dovuto investire, quindi una ricapitalizzazione di 300 milioni prima del Covid, vuol dire che non ha nessuna correlazione. Esatto, che quindi era legato ovviamente alla gestione pesantissima di CR7. Vediamo e non solo. Alberto Bustaccio, concordo su tutto quello che dite, proprio tutto. Ricordo però che pagò il Chievo per l'intercettazione telefonica con il Cesena, meno 3 punti, e costò la Serie B. Comunque complimenti a Fulvio Floridi, che seguo su Facebook, poche parole sempre incisive e giuste, e complimenti anche a Angelo Cascella, molto sportivi, bravi. Vabbè, questo dipende dai punti di vista. Grazie a te, Angelo. Va bene, allora adesso abbandoniamo un attimo la parte, poi se ne parlerà, ci sarà veramente l'argomento, perché poi dopo alla fine sembra quasi che l'argomento calcio debba vivere di polemiche, debba vivere di situazioni extra, quando invece la cosa più bella è la palla che rotola in porta, e i movimenti che ci sono prima di arrivare a quello, no? Quindi il calcio giocato, fantastico, il calcio giocato che in qualche modo ha regalato un sussulto in questo weekend, un sussulto vicino alla zona, l'alta classifica,
c'è stata un'ipotesi di rosicamento di punti nei confronti del Napoli, ma però a 4 minuti dalla fine una dimenticanza secondo me di Smalling ha consentito a Simeone di trovare il 7 preciso e di portare un 2-1 in casa del Napoli, che quindi a questo punto si ritrova veramente alla grande, primo in classifica. Angelo, al di là delle ipotesi più strampalate eccetera eccetera, questo Napoli, a parte il fatto che diverte tutti e mette tutti in qualche modo nella giusta allineati, perché piuttosto che far vincere l'Inter, far vincere il Milan, far vincere il Juventus, che vinca il Napoli, no? Si dice insomma un po' così, no? Mette d'accordo tutti, insomma, no? Questo Napoli da un punto di vista sia calcistico che anche di tifo. Sì, poi mi verrebbe da fare un paragone con quello che è successo anni fa in Inghilterra nella Premier League, con lo scudetto vinto dall'Leicester allenato da Ranieri. Bravissimo, bravissimo. Te lo dico perché quella è una cosa che sto dicendo anch'io, è pazzesco. L'Leicester fu una grandissima squadra in quel momento storico, ma anche perché le altre squadre avevano gli allenatori arrivati a fine mandato, tant'è vero che l'anno successivo arrivano Conte, Klopp, Guardiola, sono ripartite con grandi allenatori, grandi progetti, quindi c'è stata anche una concomitanza di squadre, quelle più importanti, che si sono afflosciate, più il personaggio come Ranieri e la squadra veramente forte in quel momento storico. È questo che volevi dire. Esattamente, la storia di Davide e Golia, con questa piccola squadra che comunque aveva un bilancio, un fatturato di gran lunga superiore a tutte le migliori squadre italiane, però aveva dei giocatori che ha lanciato. Vardy, l'attaccante, il centravanti, era un operaio fino a 2 anni prima. Marez è l'unico che poi si è affermato ai grandi livelli nel City. C'è stato il portiere Schmeichel, figlio di cotanto padre, che è diventato il portiere della nazionale, ma per il resto si sono perse le tracce della buona parte dei giocatori. Il Napoli nello stesso tempo ispira simpatia, è una squadra che sta giocando bene e fa comunque della costanza di rendimento la sua arma principale, oltre che del bel gioco. Sicuramente nelle ultime settimane probabilmente gioca un po' più frenata, ha avuto qualche calo fisico, però è impossibile giocare al top della forma un intero campionato. È chiaro che questa sua regolarità fa sì che nel contrasto con la irregolarità, con questa alternanza di risultati delle squadre, come può essere l'Inter, il Milan, la Juve, consentono al Napoli di avere un punteggio di distacco superiore ai 10 punti, che non si era mai visto negli ultimi anni. Vediamo un attimo la classifica, le prime 10 posizioni. Dunque, no, questa è la seconda parte. Il Napoli appunto 53 punti, l'Inter è a 13 punti con 40, la Lazio a 38, l'Atalanta e il Milan anche loro a 38, poi a 37 c'è la Roma. Quindi in teoria queste squadre dovrebbero lottare per le 4 posti Champions, per gli altri 2 posti che riguardano l'Europa League e la Conference League, perché incominciano ad esserci già la bellezza di 9 punti tra la sesta e la settima, che è l'Udinese, e tutte le altre squadre di centro classifica che sono già ampiamente salve. Quello che voglio dire, guardando adesso un attimo l'Inter, no? Andiamo così di conseguenza in base alla classifica. L'Inter si ritrova con andiamo a vedere il giocatore, no, non ce l'ho dietro questa immagine qua, non ce l'ho più, vabbè, eccolo qua, con Skriniar, di cui appunto ci ricorderemo l'ultima uscita di campo con una espulsione, no? Che è un'uscita di campo abbastanza brutta per un capitano, però sono i tempi di adesso dove le bandiere ormai lasciamo perdere, quindi lascerei anche la parte romantica, perché molti si arrabbiano riguardo a questo. Cosa volete fare? Va a prendere tanti di quei soldi, che quindi è giusto che ci sia all'interno del circuito questa falsità, no? Che è davanti agli occhi di tutti, di un emiro che porta dentro tanti soldi nel circuito, che non è neanche al limite, on the border, ma è proprio completamente fuori dalle logiche.
tutti dicono, insomma, l'Emiro, però quando l'Emiro sgancia dei soldi a destra e a manca, tutto sommato al sistema questo discorso qua va bene. Secondo te dovrebbe esserci più rigore da questo punto di vista oppure no? Bene, sicuramente quando sono state introdotte dall'UEFA le norme sul financial fair play ci sono stati una serie di vantaggi, perché in effetti c'era una quantità spropositata di debiti delle società di calcio, cifre assurde che poi negli anni si sono di gran lunga ridotte fino a cifre, visto che le norme del fair play prevedevano che ci fosse una graduale riduzione a partire dal 2012 fino al 2019. Quindi indubbiamente ha portato dei vantaggi, dei risultati, però io a mio avviso non sono tanto favorevole all'introduzione del fair play economico, in quanto ritengo che comunque ogni società in questo regime di concorrenza abbia diritto, ove ne abbia le capacità economiche, di investire. E allora cosa succede? Che queste società, attraverso le sponsorizzazioni spesso legate a quelli che sono i proprietari, riescono a introdurre e avere dovendo le società autofinanziarsi in base al fair play economico, quindi non dovrebbero spendere più di quanto incassano, che è un principio tutto sommato condivisibile, però nello stesso tempo se io voglio investire, allora tu non mi devi impedire di acquistare, quindi, perché poi sono soldi che tu immetti nel sistema. Se il Paris Saint-Germain compra a 60 milioni Skriniar all'estate scorsa, sono soldi reali. Quindi ora invece andranno ad avvantaggiare il giocatore piuttosto che il suo procuratore, e nel sistema però non vengono introdotti quelli come avremmo potuto avere in una situazione differente. Quindi secondo me non è deprecabile in via assoluta il fatto che una società riesca comunque a investire. E piuttosto sono da colpire le plusvalenze fittizie, perché quelle, attraverso alterazioni del bilancio, consentono alla società di presentare un quadro fittizio ed andare avanti. Quelle sono in realtà delle situazioni che poi possono portare a gravissime conseguenze economiche, dove o c'hai la proprietà solida che reinveste centinaia di milioni, come è capitato nella Juve, o altrimenti saltano, come ahimè in questi 20 anni ci sono state circa 120 squadre del calcio professionistico fallite. Certo. Quindi il fair play finanziario è dato in qualche modo ha ridimensionato, però il calcio è un settore a sé, no? Nonostante le forme di regolarizzazione, lo vediamo per tanti motivi, vogliono regolarizzare, non vogliono regolarizzare, comunque c'è almeno un'immagine di un certo tipo. Ma non sarebbe, penso al calcio degli anni 60-70, dove c'erano i grandi mecenati o che cosa, lì non è che ci fosse questa grande contabilità, secondo me. Quindi la cosa più importante è per il tifoso è avere il sogno, avere il grande giocatore. Se uno se lo può permettere, se lo permette. Moratti nei primi anni 60 aveva già firmato un contratto con Pelé, per esempio, no? Quindi non credo che ci fossero fair play finanziari all'epoca che potessero in qualche modo bloccare. Allora domando, ma per quale motivo facciamo delle regole, appunto non falsiamo con plusvalenze particolari, però tutto sommato apriamo un po' alle logiche. Se uno può permettersi di buttare dentro il sistema dei soldi, è quello che hai detto anche tu, a questo punto conviene forse andare. È chiaro che ci sarà una differenza, no? La squadra sarà ancora molto più forte avendo la potenza, e una sarà ancora più debole. Del resto è sempre stato così, no? Certo, ma anche se torniamo indietro agli anni 90, fine anni 90, primi 2000, quando il calcio italiano era ai vertici mondiali, il famoso calcio più bello del mondo, si diceva in maniera un po' oserei dire artata. Da quel punto di vista le società italiane, vedi il Milan di Berlusconi, l'Inter di Moratti, cioè, investivano tantissimo, acquistavano i migliori giocatori. Da qui sono passati Platini, Maradona, il vero Ronaldo, il primo Ronaldo,
Zico è andato all'Udinese, cioè avevamo tutti i migliori giocatori che a livello internazionale erano tutti titolari del Brasile piuttosto che dell'Argentina, della Francia, della Germania o dell'Olanda di Gullit, Van Basten e Rijkaard. Ora è impensabile. E siamo stati superati dalla Premier League, dalla Liga, dal calcio tedesco, da quello francese e non so quanto manchi che anche il calcio portoghese ci superi. Quindi ci sono stati tantissimi errori. La mia, se devo riflettere, cioè è un mondo diverso. Sicuramente in passato non c'erano i manager arabi che invece ora acquistano società in maniera corposa. La Premier League, vediamo che le società più importanti sono tutte acquisite da proprietà straniere. E lo stesso Leicester era di proprietà indonesiana, lo United e di americani, il Liverpool idem, il Chelsea era di Abramovich, ma poi dopo lo hanno costretto a vendere agli americani. Quindi comunque i fondi, cioè questi fondi stranieri spesso comunque grandi proprietà investono laddove il calcio offre di più perché è un mondo diverso. Io parlo sempre di entertainment, questa industria dell'intrattenimento, certo, che però deve essere comunque corretta, perché se siamo stati superati in questi anni vuol dire che abbiamo delle grandissime colpe, e vedere che spesso gli stessi dirigenti che pontificano ora sono gli stessi che stavano 20-30 anni fa e che ci hanno portato sul lastrico, vuol dire che comunque le loro colpe le hanno in maniera massiccia. Insomma, è un problema. C'erano grandi dirigenti precedentemente, no? Uno su tutti era Artemio Franchi, no? Quindi già quei dirigenti avevano già una certa importanza quando entravano ovviamente nei salotti del calcio internazionale. Ma poi sono anche cambiate tante regole, perché all'epoca non c'era il calciatore, se anche non rinnovava con la società, non poteva a fine contratto liberamente scegliersi una nuova società. Ovvio. Per cui sono cambiate tutte le normative. Certo, con la legge Bosman c'è stato un cambiamento, e poi adesso l'importanza eccessiva dei procuratori anche, no? Quindi automaticamente lo vediamo anche in questo caso, no? L'abbiamo in qualche modo anticipato. Skriniar, che è un giocatore che sarebbe rimasto tutta la vita a giocare nell'Inter, poi viene chiaramente allettato dalle offerte. L'anno scorso c'è stata una conduzione forse sbagliata, dimmi tu se è giusto quello che sto dicendo, nel passaggio, nell'acquisto, non avendo anche dei capitali da poter investire, con Bremer, lo stesso Dybala e la vendita di Skriniar, che quindi in qualche modo avrebbe consentito probabilmente di prendere o Bremer o Dybala e comunque tappare il buco del difensore. Adesso è molto probabile che Skriniar lasci l'Inter, c'è una buona possibilità ancora fino all'ultimo, perché se accettano una controproposta di 15 milioni di euro evitano di lasciarlo andare a giugno, però avendo il giocatore per i prossimi mesi, e avere dei soldi della liquidità adesso, che alla fine dell'operazione è chiaro che è una cosa negativa, però vabbè, a livello contabile bene o male qualcosa ha anche un senso. Non ha senso rimanere senza un giocatore come Skriniar, con gli impegni di Champions e comunque Coppa Italia e il continuazione, diciamo, del campionato. Sì, io torno un passo indietro, non la vedrei tanto una colpa dei procuratori, è che nel vecchio calcio i calciatori erano prigionieri, sottolineo questo termine, sì, prigionieri delle società, per cui dovevano accettare le loro condizioni, addirittura non c'era neanche la possibilità di rifiutarsi una cessione. E dovevano quindi in buona sostanza accettare e sottomettersi ai desiderata della società. Ora anche complice una serie di leggi nazionali ma anche internazionali a livello comunitario, vedi come abbiamo detto prima la sentenza Bosman, che si inquadra nell'ambito di un processo più grande, più ampio della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea, e quindi attraverso queste norme è cambiato il ruolo del calciatore.
è stato riconosciuto tutta una serie di diritti del calciatore a cui fanno riscontro le limitazioni poste alle società e ai club. Quindi abbiamo un'evoluzione, non un'involuzione. Poi è chiaro che ogni società deve fare bene i propri investimenti, perché nel momento in cui tu compri un Correa e lo paghi 31 milioni, poi magari il Napoli ne spende 10 per Simeone, oppure prendi Kvara a 10 milioni più 2 di bonus e ne vendi degli altri, vuol dire che comunque le società hanno la possibilità di fare delle correzioni, degli acquisti corretti, però devi saperci fare, devi essere preparato. Ora, una cosa che mi dispiace è che le società sempre più all'interno delle società stia scomparendo la figura del direttore sportivo. Sì. Quindi a volte sono i presidenti che fanno i direttori sportivi, a volte sono i procuratori, è assurdo. Quindi la società deve, a maggior ragione in un periodo di difficoltà economiche come queste, deve saper spendere bene. E questo è l'errore che è stato fatto. Quei pochi soldi reali che c'erano sono stati spesi male, laddove invece l'operazione, come abbiamo visto anche il Milan, che è vero ha perso a 0 euro il portiere Donnarumma, ma nel contempo ha preso 12-13 milioni di euro un signor portiere che secondo me gli è anche superiore come Magnán. Quindi lo spendere bene ti consente comunque di acquisire dei giovani, magari dopo 2 o 3 anni li puoi lanciare con delle reali, sottolineo, plusvalenze, perché poi non è, nei giorni scorsi quando c'era stata la famosa sentenza sulla Juve, o la decisione che dir si voglia sulla Juve, tutti quanti hanno evidenziato anche il fatto che nel passato fossero state considerate legittime le plusvalenze. Sì, non è che una plusvalenza, anzi sarebbe auspicabile che ci fossero più possibili le plusvalenze. Il problema è che si era contestata alla Juve che si trattassero di plusvalenze fittizie, un sistema drogato non reale che alla fine finisce per creare porre un cappio al collo alla società che fa una plusvalenza fittizia. Certo. Vabbè, insomma, quindi siamo ritornati sull'argomento iniziale in un modo o nell'altro, perché stiamo parlando sempre ovviamente di soldi, di giocatori che se ne vanno via, del resto domani c'è la chiusura del calciomercato. Penso a questo giocatore, per esempio, che ha rotto con tutto lo spogliatoio. Io credo che sia una cosa abbastanza negativa questo discorso. Va bene che vuoi andartene via, hai cercato di brigare perché pensavi di poter andare via, poi dopo ti è andata male, perché credo che sia questo il discorso. Entri in una logica anche di natura legale, perché se tu incominci a non allenarti o a pestare, a puntare i piedi, gli è stato offerto di andare al Bournemouth, credo in Inghilterra, e lui ha rifiutato, quindi vuol dire che c'è una grossissima difficoltà nel gestire il giocatore. Credo che questi però siano dei punti che dopo vadano in qualche modo a sporcare l'immagine che tu hai in generale, no? Io credo che Zaniolo poteva evitare un discorso del genere, no? O sei sicuro di andartene via, offerta, eccetera, eccetera, altrimenti basta, cioè, aspetti. Sì, io non so esattamente tutti i fatti che sono accaduti. Io presumo che allora, quando il giocatore non ha seguito in pratica per 2 partite la squadra, avesse concordato con la società questo starne fuori. Non posso pensare che sia stata una cosa unilaterale, per cui non riesco a capire ora che cosa sia successo, perché lui ha semplicemente esercitato un legittimo rifiuto dal punto di vista normativo di non trasferirsi al Bournemouth in Inghilterra, terzultima, che secondo me sarebbe stata un'occasione per lui ideale, arrivare in una squadra, in un campionato che comunque è una vetrina incredibile, dove se riesci a metterti in luce da qui a fine campionato, giocando con continuità in un calcio di forza come lui, come sono le sue caratteristiche, avrebbe avuto sicuramente la possibilità di mettersi più in mostra e avere anche un roseo futuro.
Quindi secondo me le colpe sono un po' da ripartire se si è arrivati a questa situazione. Sperava nel Milan, no? Perché si diceva abbastanza riguardo a questo, mancherebbe poi effettivamente lì sulla destra un giocatore alla Zaniolo nello scacchiere di Pioli, e magari un Milan di questo periodo qua ha devastato tutte le ipotesi a livello calcistico, e quindi anche l'ipotesi di prendere un giocatore, poi la formula la devono andare a vedere, avrebbe dovuto andare a vedere. È un giocatore che fino ad ora è inespresso, sembra un po' il primo Balotelli. Balotelli aveva comunque giocato già bene nell'Inter, segnando tanto, e anche in Inghilterra, ricordiamo la famosa tripletta allo United in un derby con il City. È stato anche molto importante nello scudetto, nella conquista dello scudetto, giocando tanto in un attacco che aveva, oltre a lui, c'era Tevez, c'era Ghero, c'era Dzeko, 10-12 anni più giovane, quindi in un parterre de roi importante Balotelli era riuscito a trovare il suo spazio. Certo. Quindi ad oggi ricordiamo che lo scorso anno ha fatto 8 gol soltanto in 42 partite, quest'anno mi pare che ne abbia fatti soltanto 2, quindi è un giocatore che gioca in attacco, ma che non si capisce se sia carne o pesce fino ad ora, ha mostrato di non legarsi troppo al resto della squadra, di avere grandi strappi, grandi accelerazioni, ma che poi alla fine in un campionato diciamo di livello medio-basso come quello italiano non ha sicuramente fatto la differenza. Senti, nel discorso riguardante le squadre che sono a ridosso del Napoli, lasciamo perdere la Juve, che potrebbe anche riprendersi i 15 punti, ma ormai penso che sia un po' difficile. Quale di queste squadre sei convinto che possano entrare nei 4 posti? Il Napoli lo togliamo, abbiamo Inter, Lazio, Atalanta, Milan e Roma. Io ho qualche idea, vediamo se sono le stesse. Ma allora, l'Inter ritengo che sia leggermente un po' avvantaggiata rispetto alle altre squadre, però nel contempo avrà una settimana infernale, questa con Atalanta e Milan, e poi dopo fra pochi giorni ricomincia la Champions League. Ove passasse il turno avrebbe comunque altre 4 partite, quindi sicure, oltre a quelle di Coppa Italia, quindi potrebbe pagare un attimino l'aspetto fisico. Per me una cosa inspiegabile è che ogni volta vedo giocare l'Inter, arriva al 60° e ha un crollo fisico, quindi l'errore a mio avviso è quello di non fare una rotazione ma partire sempre con gli stessi 11, e quindi si è sbagliato perché poi non dai minutaggio agli altri giocatori, e quando sei costretto a utilizzarli, come il caso di Bellanova mercoledì scorso contro l'Empoli, i giocatori ti falliscono miseramente. Sì. Quindi però ritengo comunque l'Inter in grado di qualificarsi nelle prime 4. Se il Milan dovesse perdere il derby, secondo me sarebbe difficile riuscire a bloccare la caduta libera. Ricordiamo che ha preso in 3 partite 12 gol e in 4 partite ne ha prese 14, considerando i 2 di Lecce, quindi questo gennaio è andata davvero in caduta libera. L'Atalanta la vedo in questo momento in ottima forma, e domani peraltro mi pare che giochi con la squadra titolare contro l'Inter. Quindi ecco le quali partite: Inter-Atalanta domani alle 21, poi abbiamo mercoledì abbiamo Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese, e poi la Juventus-Lazio, bella partita anche questa giovedì. Esatto, no, indubbiamente una bella lotta, con 5 squadre che lottano per 3 posti, e quindi anche le romane le vedo in un ottimo momento di forma. L'Atalanta mi pare che non partecipi alle coppe europee, per cui ha una squadra che comunque è rodata, sta migliorando. Nelle prime giornate di campionato era al primo posto, pur con parecchi giocatori esperti che le mancavano. Ora gli attaccanti di fatto con Lookman e Boga
si sono sostituiti ai due esperti Muriel e Zapata, e quindi vedo che i risultati stanno migliorando molto ancora di più. promettenti. Ecco, la Roma, non hai paura da un certo punto di vista che la Roma, no, riesca a rientrare, perché ci dovrebbe rientrare Wijnaldum. Poi il fatto di Zaniolo secondo me in qualche modo toglie una problematica, magari preferisce Mourinho avere un giocatore di gamba che aiuti un po' lì davanti, che è chiaro che sono un po' spuntati, no, in attacco, quindi avrebbero bisogno di una punta, magari cambia un po' il modulo anche. Ma io ho più fiducia nella Lazio in questo momento, perché la Roma vedo con parecchie problematiche. C'è la questione Zaniolo che abbiamo appena citato, Wijnaldum quando si è rotto il crociato a settembre, mi pare, ad agosto, alla sua prima partita. Quando riprendi hai bisogno sempre di un anno e mezzo di tempo per tornare in ottima forma. La guarigione clinica non coincide con quella agonistica, per cui io non so se riuscirà da qui a fine campionato non solo a giocare ma soprattutto a fare la differenza con costanza. Lo dubito sinceramente, e mi pare che abbia una rosa limitata, anche perché poi in attacco Belotti finora è stato deludente, è stato rispolverato per tutte le posizioni El Shaarawy, fa il laterale tutta fascia, l'attaccante, ha fatto il centrale, quindi però la vedo una coperta ancora abbastanza corta con è più equilibrato a livello tattico la Lazio, è più equilibrata. Sì, credo di sì. Mi è piaciuto il lavoro che ha fatto Sarri finora, considerando che poi rispetto al passato gli è venuto meno l'attaccante che era almeno a livello italiano ha avuto una costanza di rendimento negli ultimi anni incredibile, quale Immobile. Certo, è il giocatore fondamentale. Senti, prima di buttarci il capitolo Inter-Milan, perché finiamo su quella partita che appunto l'abbiamo l'hai già anticipato, sai che si gira sui social, c'è sempre qualche battuta divertente, non c'entra niente la Juve, non c'entra niente il Milan che ha perso, non c'entra niente l'Inter, è una cosa che è venuta fuori. C'è un sito su Instagram, un utente che si chiama Pastorizia Football Club, abbastanza famoso, mi ha fatto ridere, ecco, lo faccio vedere proprio perché ogni tanto mi piace fare dare un sorriso. Pioli dopo uno scudetto vinto, si è fatto tatuare lo scudetto sul braccio. Ancelotti, se si fosse tatuato tutti i trofei vinti, mi ha fatto un po' ridere il caro Carletto Ancelotti, completamente tatuato perché ne ha vinti così tanto, è il primo allenatore in questa classifica. Parliamo sempre, prima di parlare del derby, ha conservato la stessa umiltà, sottolineerei questo. Io ho avuto modo di lavorarci, è stata una persona splendida, e quell'umanità che gli si riconosceva diciamo sul lavoro e nei rapporti personali, io confermo per quello che ho avuto modo di verificarlo, e tanto di cappello. Beh, è un allenatore che ha vinto tutto, quindi se poi si vanno a vedere i trofei europei, le prime 10 posizioni, vediamo che la maggior parte sono allenatori italiani, quindi questo a me dà sempre un po' fastidio, che il nostro campionato sia sempre buttato nell'angolo. Ovviamente ci sono delle colpe, però il nostro calcio ha una sua validità, e quindi spero veramente che si riesca a reinquadrare un po' il tutto, perché la logica è proprio questa: gli allenatori tatticamente validi sono i nostri, non che dall'altra parte non ce ne siano, per carità, e poi noi siamo quelli che hanno un colpo di reni e riescono a sovvertire tutti i pronostici, andando a vincere gli europei nel 2021. Quindi siamo un calcio che, se fossimo virtuosi al massimo, chissà dove potremmo arrivare, no? Giusto, Angelo? Sì, l'Italia è sempre stata, in Italia, diciamo, evidenziato la capacità del sapersi arrangiare, no? Però ormai sempre più non basta questo, perché poi questa insofferenza alle regole ti porta anche sull'orlo del precipizio. Noi dobbiamo invece rispettare le regole e cercare di, in un mondo comunque nel quale l'aspetto economico è importante, cercare di rendersi appetibili verso investitori stranieri. Ormai è il tempo dei Moratti, dei grandi proprietari che investono
perdendoci tanti soldi, perché Moratti, al di là di tutto quanto, ha comunque rimesso una parte importante del proprio patrimonio dietro questa sua passione, e anche contribuendo al bilancio attuale dell'Inter. Però alla fine non siamo più in grado di andare avanti con queste modalità del mecenate che investe. Certo. Sempre più il calcio ha bisogno di fondi, ha bisogno di grossi investitori, e sicuramente con le norme che ci sono in Italia, vedi anche il problema degli stadi, quell'appeal internazionale non c'è, e è raro che ci siano in Italia, vedere in Italia dei grandi investitori. L'operazione del Milan comunque presenta dei dubbi, la settimana scorsa ricordiamo il sequestro della documentazione relativa all'ultimo trasferimento di proprietà, ma anche quello precedente o quello dei cinesi, la proprietà, cioè sono state circondate da tutta una serie di dubbi da parte degli esperti, non solo, che diciamo fanno riflettere. Forse soltanto la Roma con l'attuale proprietario ha avuto una proprietà di un certo livello. Un cambiamento netto, e quindi un trasferimento. Tu sai che il presidente è quello, punto e basta. Ma anche con una solidità economica importante. Certo. I cinesi hanno investito un anno, hanno vinto lo scudetto, ma ora sta un po' vivacchiando, vendendo ogni tanto qualche giocatore, prendendo vecchi marchioni, ma che rischiano di essere delle vecchie cariatidi comunque. Senti, andiamo a vedere un attimo, questa è la partita clou appunto di domenica sera, che è Inter Milan, quindi ci ritroviamo con questo derby che è un po' lo spartiacque, quello che dicevi tu, del campionato del Milan, soprattutto perché se perde effettivamente scala in sesta posizione, e quindi è un po' dura dopo riuscire, cioè sei l'ultimo, diciamo, del gruppetto di quelli che vanno a fare le coppe. Il Milan l'ho visto veramente male, al di là dei gol presi in quest'ultimo periodo. Io penso che sia una questione nettamente fisica, perché alcuni giocatori, per esempio uno su tutti, Theo Hernandez, è un giocatore inesistente, no? E quindi quando tu giochi con uno che è poi virtuoso, bravo, e gioca veramente male, ma malissimo, ti rendi conto che sei con uno in meno, in più altri giocatori. Molti dicono che è psicologico, alcuni dicono che è tattico, e alcuni dicono che invece è di natura fisica. Quale delle tre sfaccettature pensi che possa essere? Io credo che quello psicologico sia l'ultimo, nel senso che quando continui a perdere, vabbè, non è un bel giocare, ovviamente, però prima vengono altre cose. Beh, è difficile trovare solo una causa. Io penso che davvero ci sia una serie di concause che abbiano portato a questo. Quest'anno è un'annata particolare per la questione dei mondiali, quindi squadre che hanno avuto parecchi giocatori che sono andati ai mondiali hanno avuto poi problemi per far riacquistare loro lo stato di forma che avevano prima. Probabilmente, cioè, nel Milan per esempio ci sono 2 giocatori andati in finale, quindi hanno investito il loro mese con 7 partite, quindi comunque anche uno stress emotivo importante. Però ragazzi, è passato un mese e mezzo, per cui non posso credere che tutta la vita conservino questo ricordo del mondiale. Sono atleti che nel giro di poche settimane comunque hanno avuto modo di riposare, e non posso pensare che duri tutta la vita questa loro astinenza. Nel contempo non condivido anche il pensiero odierno di Sacchi, che ha fatto riferimento a una squadra giovanissima, eccetera, perché alla fine, se pensiamo a quanti giocatori siano esperti nel Milan, pensiamo alla formazione di ieri, giocatori giovani, giovanissimi, quanti ce ne sono stati? Non ne ricordo di ragazzini. Ragazzini no, ma comunque giocatori che hanno già. De Ketelaere è già un giocatore che ha fatto i suoi campionati in Belgio. Gabbia viene dalla prima anche l'Europa League, quindi 22 anni, 2-3 giocatori al massimo, però giocava con il portiere 36 anni, Giroud 36 anni, Bennacer che ha fatto finale di Coppa d'Africa, Kier.
Angelo, ma Calabria. secondo me è stata un'affermazione per non entrare nelle vere problematiche, perché se stiamo lì a guardare, per esempio, Magnan è veramente un grosso punto interrogativo, perché l'hai detto tu, un grande portiere, c'è la differenza, al di là che Tatarusano non è proprio l'ultimo colpevole, perché se tu hai una linea difensiva che ormai è completamente sfasata, Calabria al rientro, Teo Hernandez svuotato, i due centrali, basta che uno non sia a posto, l'altro fa bella figura se quello a fianco è bravo, allora comincia ad avere dei grossi problemi. Davanti giochi a 2 e lì davanti ancora giochi a 3 e hai dei giocatori che non sono più quelli un po' dell'anno scorso, e ti manca un Chessy che era stato messo lì davanti tra i tre nella parte finale, diciamo, del campionato dell'anno scorso, che conferiva potenza e gamba al centrocampo. Quindi io credo che sia Esatto. anche una questione tattica, no? Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Sicuramente è una squadra inferiore a quella dello scorso anno, che ha toppato nella quasi totalità i rinforzi, perché i 2 o 3 ragazzini presi sono, alla fine ormai nessuno si ricorda neanche il nome. De Ketteler è una delusione finora. Lo stesso tempo Origi, preso come attaccante, io ho visto la sua carriera, non è mai andato in doppia cifra, quindi pensare che arrivi seppur in un campionato inferiore a quello passato, però ritenere che faccia la differenza come attaccante mi è sembrato presuntuoso. Quindi non ci sono stati, forse l'unico giocatore ad aver rispettato l'aspettativa è Pobega, ma Sì. non è un giocatore che sicuramente stia facendo o che possa fare la differenza ad alto livello No, nel campionato è una italiano. specie è un giocatore che può sostituire Tonali, per esempio, però magari Esatto. lì davanti effettivamente poteva fare magari anche il Chessy dell'anno scorso, però vuol dire tamponare una squadra che non va già bene, ecco, quindi è poi una questione fisica. Io mi domando una cosa, De Ketelaere io trovo che sia una cosa incredibile il fatto che non abbia mai un guizzo. Uno dice, vabbè, sta giocando male di qua di là, però quando ti arriva la palla fai una cosa, magari gli fanno fallo, dice, beh, insomma, si è mosso. Non riesco a vederlo come giocatore, è una cosa incredibile. O probabilmente pensa di chiudere, magari ha un contratto, mi sembra lunghissimo, quindi non credo che possa andare via così facilmente, oppure veramente vuole tornare e quindi non è entrato mai nelle pieghe della squadra. Ma io ho una grande stima per i 2 direttori sportivi del Milan, Sì, Massara e Maldini, che hanno comunque sui giovani dimostrato in passato di prendere gli ottimi giocatori, lo stesso Leao, Tomori, che sono stati pagati comunque profumatamente, però hanno giocato bene. Poi se vediamo Tomori di quest'anno, pensiamo al gol che ha fatto Lautaro contro di lui nella finale della Supercoppa, Supercoppa. lo ha giocato come se fosse uno sbarbatello. Leao ha delle grandissime potenzialità, ti sembra sempre quello che faccia differenza, lo scorso anno sembra un giocatore diverso, parente alla lontana di quello di quest'anno. Però comunque sono 2 direttori sportivi molto importanti. Quest'anno invece mi pare di riscontrare grandi carenze nel loro operato. Quanto al belga, io mi chiedevo, poi magari l'anno prossimo farà una grandissima stagione, sicuramente è timido. Io mi chiedevo per quale motivo le squadre inglesi non avessero manifestato minimo interesse nei suoi confronti. Vedendo il suo rendimento in campo, ora mi sono dato una Ti spiegazione. rendi conto, ti rendi Esatto. un po' conto. Senti, siamo arrivati alla fine della puntata, non ti chiedo un pronostico del derby, assolutamente, però diciamo in qualche modo una parola positiva per questo Milan, se effettivamente riuscisse a inanellare un risultato positivo, in qualche modo potrebbe riaccendere un po' il suo campionato, ecco, quindi non parlo dell'Inter, parlo solo del Milan. Beh, Maldini, da esperto, ex giocatore, comunque persona che sta da 40 anni nel mondo del calcio, giorni fa ha detto siamo ancora al secondo posto, quindi effettivamente è nei vertici alti. In un campionato caratterizzato dall'incostanza, a parte quella del Napoli, effettivamente basta poco e il Milan ha tutto per poter rientrare, non certo allo scudetto, visto il ritardo ormai accumulato, ma comunque di salvare la propria annata,
giocandosela in Champions League con il Tottenham e qualificandosi, tanto lì non c'è differenza secondo, terzo, quarto, a parte qualche piccolo indennizzo corrisposto dalla federazione in base alla posizione in classifica. Quindi mi sarei aspettato un mercato anche a gennaio più volto esatto, a rifinire un po' un paio di posizioni, soprattutto per l'attacco, laddove invece stiamo ancora a pensare a Ibrahimovic che dovrebbe rientrare, vedendo qualche tuo collega. Mi rimango ancora allibito a pensare che possa essere un rinforzo uno di 42 anni, per bravo che sia. Che rientra proprio nella partita col Tottenham, la vedo molto una buttata, no? Senti, una cosa velocissima, il Pioli che subito messo, l'allenatore viene messo subito alle canne in difficoltà. Secondo me è sbagliato. Comunque, al di là di questo, è un allenatore che dovrebbe cambiare modulo in questo momento, almeno in questo primo, un po' per contenere questa situazione negativa. Sai, il calcio anche all'estero ti porta, vedi appunto Ranieri che l'anno dopo aver vinto lo scudetto, il campionato britannico, fu licenziato. Quindi il Sic Transit Gloria Mundi. Sicuramente tutti hanno le colpe, ivi compreso l'allenatore, però il Milan ha più volte dimostrato di essere in grado di cambiare faccia, a differenza dell'Inter che invece con Inzaghi rimane costantemente con l'unico schema in grado di avere. Invece squadre come lo stesso anche Allegri hanno più volte dimostrato di essere in grado di cambiare. Io ritengo che un allenatore debba essere in grado di cambiare anche nella stessa partita, come accade nel basket. Mancini lo ha dimostrato anche in nazionale con giocatori che da una partita all'altra, senza potersi allenare come fanno invece le squadre di club, diciamo, possono cambiare schema e spartito da partita in partita. E il Milan da questo punto di vista evidentemente deve intervenire per fermare l'emorragia. Continuare pervicacemente con un modulo che in realtà ultimamente non sta dando certezze sarebbe, a mio avviso, controproducente. Ok, va bene. L'avvocato Angelo Cascella, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, una bella chiacchierata, abbiamo parlato ovviamente di plusvalenze, il problema che sta in qualche modo annichilendo la società della Juventus e i suoi tifosi in questo momento storico, quindi vedremo come si porterà avanti tutto il procedimento e quali saranno le effettive sentenze. Il campionato ci dà sempre comunque degli spunti e quindi in ogni caso credo che sia una cosa sempre godibile, no Angelo? Non ci ritroviamo ovviamente a parlare del nulla cosmico. Grazie per aver partecipato. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie, un saluto, buona serata a tutti. Eccoci, siamo arrivati a dopo una bella chiacchierata con l'avvocato Angelo Cascella, veramente molto ferrato nelle questioni ovviamente legate alla questione giuridica e legale, e quindi è un grande appassionato di sport e di calcio, quindi è stata una bella chiacchierata. Quindi noi ci rivediamo settimana prossima, sempre Che Calcio Che Fa, con la puntata numero 6, che appunto è la terza del 2023. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa di nuovo.